Buongiorno da Focus TG, tutte le notizie, tutte le informazioni in diretta dal nostro territorio. Iniziamo con due titoli dei giornali online, la morte di Alex Marangoni, il mistero della caduta dall'alto, incompatibile con le ferite, non ha lesioni sugli arti e al collo. La procura, col procuratore Martani, sicura dell'omicidio. Ci collegheremo tra poco con Christian Arboit per avere le ultime notizie proprio sulla conferenza stampa del procuratore. Vediamo un altro titolo, ovviamente una notizia di cui si parlerà a lungo in questi giorni. Il ministro Valditara ha reso ufficiale una decisione maturata qualche tempo fa: telefonini vietati a scuola, stop da settembre per elementari e le medie. Lo aveva preannunciato il ministro mesi fa, ora è arrivata la firma alla circolare, quindi tablet e computer sotto il controllo dei docenti. Tanta cronaca oggi, cronaca nera, ma anche storie, casi umani come quello di un vigilantes dell'Università di Padova che dorme in macchina. Ha detto: vivo da miserabile, dopo il divorzio il mio stipendio non basta. Lo ha intervistato Valentina Visentin. Buongiorno da Padova per raccontarvi una storia di difficoltà di un lavoratore. Siamo qui con Leopoldo Socche. Da un mese quest'uomo vive in auto. Lui è un addetto alla sicurezza per una società di vigilanza. Perché vivi da un mese in auto? Allora, purtroppo diciamo che questa situazione è stata creata, è nata 4 anni fa, dopo che mi ero separato con la moglie. Praticamente avevamo evidenziato ai servizi sociali del Comune di Padova appunto questa difficoltà legata soprattutto allo stipendio basso che io percepivo, e praticamente tolti 400 euro per gli alimenti alla moglie, tolta la benzina per venire al lavoro, tolto l'affitto che pagavo io sull'alloggio precedente, praticamente non mi restava nulla, anzi molte volte le spese superavano abbondantemente quello che percepivo. Cosa è successo? È successo che l'anno scorso ho dovuto lasciare l'alloggio dove risiedevo. Fortunatamente un amico mi ha messo a disposizione un locale che non era un'abitazione ma era un locale commerciale in maniera del tutto gratuita, e ho vissuto lì fino a un mese fa. Purtroppo anche lui in cattive condizioni mi ha chiesto di lasciar libero. L'unica soluzione è stata quella appunto di ricoverarmi nella mia auto. È una situazione invivibile, indecorosa. Quello che tu chiedi è un aiuto dai servizi sociali, sì, per un alloggio? Sì, noi avevamo chiesto un aiuto ai servizi sociali proprio per avere un alloggio sia per me sia per la moglie, che purtroppo anche loro, la mia ex famiglia, sta attraversando un periodo molto molto duro, perché sono in 4 persone adulte che vivono in una stanza di poco più di 15 metri quadri. È difficile poi in questo periodo anche così di caldo dover vivere in auto, insomma le condizioni sono veramente difficili. Diciamo che è una cosa molto dura affrontarla, anche perché purtroppo per me, io ho anche problemi di salute abbastanza complessi. Teniamo anche presente un'altra cosa, purtroppo, e qui non mi vergogno a dirlo, purtroppo ci sono state delle volte, dei momenti in cui ho dovuto saltare anche qualche pasto. Leopoldo, grazie per averci raccontato questa storia a cuore aperto. Cercheremo in qualche modo di capire dai servizi sociali se è possibile poter fare qualcosa. Sì, ecco, io volevo anche dire una cosa in più, nel senso che da un mese a questa parte io sono divenuto a tutti gli effetti un senza tetto. Sono venuto a contatto con questa realtà e purtroppo mi sono preso a cuore, anche se sinceramente nella mia situazione non potrei far nulla anche per le altre persone, però volevo dirvi una cosa del genere.
ho scoperto che secondo l'ultima statistica in tutta Italia ci sono oltre 96.000 senza tetto e addirittura nel biennio 2022-2023 ci sono stati 710 decessi. Io dico, un paese come l'Italia, una nazione come l'Italia non può permettersi una cosa del genere, una situazione del genere. Io chiedo alle istituzioni, al governo, allo Stato di sanare questa situazione. Questa è l'altra faccia della cronaca, no? Spesso si dà conto di quanto del benessere, ma anche dei problemi, ci si dimentica proprio invece di coloro che sono all'ultimo posto in questa società, gli ultimi, ecco, questo è il caso di parlare di ultimi. Diamo ancora con la cronaca un aggiornamento sulle condizioni di un bambino che ha rischiato l'annegamento qualche giorno fa in una piscina di una casa privata mentre giocava con alcuni amichetti. Il bambino adesso è ricoverato in terapia intensiva a Padova ed è in gravi condizioni. Lotta per la sua vita da quasi una settimana in un letto della terapia intensiva della pediatria dell'azienda Ospedale Università di Padova il bambino di 7 anni che vive con la famiglia a Solesino. Giovedì pomeriggio della scorsa settimana il piccolo stava giocando in piscina con altri bambini nella casa privata di una famiglia di amici a Vescovana. Tutto è accaduto in pochi minuti. Il bambino è finito nel fondo della piscina dove è rimasto per interminabili, lunghissimi attimi. Quando se n'è accorta, la mamma si è gettata in acqua. Immediata la richiesta di aiuto al 118 che ha provveduto al trasporto del bambino in elicottero all'ospedale di Padova dove si trova tuttora. Della vicenda sono stati informati i carabinieri. Vicino alla famiglia anche il sindaco di Solesino, Elvi Bentani, che segue passo passo l'evolversi delle condizioni. Ci stringiamo con molto affetto e con il cuore al dolore della famiglia e preghiamo tutti insieme come comunità cristiana affinché il tutto si risolva per il meglio. Sottoposto ad alcuni esami nella giornata di ieri, la famiglia del piccolo avrebbe ricevuto esiti che continuano a tenere accesa la speranza. La comunità di Solesino e della frazione di Arteselle si è riunita in preghiera in questi giorni per il bambino e i suoi genitori. Torniamo alla tragedia di Alex Marangon, vediamo un titolo del Gazzettino, mentre è in corso la conferenza stampa del procuratore Martani, la frase shock dello sciamano Zuin durante le ricerche e poi la mamma ci ha detto di cantare per lui perché era in cielo. La caduta dall'alto di una terrazza, un volo di 15 metri, sarebbe stato incompatibile con le ferite. Sentiamo cosa ci dice dal Tribunale di Treviso mentre è in corso il punto del procuratore Martani il nostro inviato Christian Arboit. Buongiorno dal Tribunale di Treviso. Pochi istanti inizierà la conferenza stampa del procuratore capo Marco Martani. La vicenda è quella di Alex Marangon, la vicenda che sta tenendo banco ormai da giorni. Conferenza stampa che sarà a porte chiuse. Abbiamo appena appreso che non si potrà entrare con la telecamera. In ogni modo vi terremo aggiornati su tutte le notizie di un caso che sta suscitando tantissimi interrogativi. Qui con me c'è l'avvocato Antonella Tocchetto, che è un volto che voi tutti conoscete. Facciamo alcune considerazioni, avvocato. Ci troviamo di fronte a una vicenda intricatissima dal punto di vista legale e giudiziario. Allora sì, devo dire che io sono tanti anni che faccio politica e anche ovviamente l'avvocato, ma non mi era mai capitata una cosa di questo genere qua. E il tribunale tutti ne stanno parlando. Sicuramente è un caso veramente complicatissimo, non si capisce se il ragazzo sia stato ucciso, se non sia stato ucciso.
Tra l'altro veniamo anche a scoprire, lo dico francamente, di un mondo che non conoscevamo. Chi mai avrebbe immaginato che anche nel nostro territorio ci fossero queste, come dire, incontri un po' così strani, e la cosa veramente dispiace perché è un ragazzo giovane e aveva la vita davanti. Speriamo trovino presto la soluzione al caso. Ecco, quindi vedremo a questo punto quali saranno, se ci sono delle notizie da parte della Procura della Repubblica, perché allo stato attuale c'è un fascicolo per omicidio volontario ma contro ignoti. Bisogna capire quindi se a questo punto ci saranno degli indagati, se ci sono dei sospetti perlomeno. Indubbiamente so che il Procuratore della Repubblica sta lavorando veramente da giorni, ininterrottamente giorno e notte. Io veramente mi auguro, soprattutto per i genitori, che venga veramente fuori la verità, e domani, anzi sabato, penso che tutti saremo vicini alla coppia dei genitori, anche se non saremo presenti ai funerali, perché questo caso è veramente terribile, e soprattutto insomma un ragazzo che di 25 anni muore in questo modo ci fa veramente tristezza a tutti. Speriamo che risolvano presto il caso. Grazie avvocato Antonella Tocchetto. Adesso con Nicoletta Rizzetto andiamo verso la procura e ovviamente vi terremo aggiornati su questa intricatissima vicenda. A voi studio. Grazie a Christian Arboit. Intanto i carabinieri hanno svolto un sopralluogo nella abbazia in cui si è svolto questo rito sciamanico, con i magistrati e con un medico legale si sta tentando di ricostruire gli ultimi minuti di vita di questo ragazzo. Nei prossimi giorni gli investigatori potrebbero tornare con i vigili del fuoco per controllare questo dirupo sulla terrazza da cui questo giovane potrebbe essere precipitato. Questa è una delle piste che seguono gli inquirenti, e sono stati effettuati anche alcuni prelievi dell'acqua del Piave. Poco dopo le 9 i carabinieri della scientifica, i militari del nucleo operativo, il pubblico ministero che sta seguendo l'indagine, Giovanni Valmassoia e l'anatomopatologo Alberto Furlanetto, sono entrati nel parco dell'abbazia di Vidò. Un'attività importante per cercare di chiarire cosa sia accaduto ad Alex Marangon, come possa essere finito nelle acque del Piave. Sono stati effettuati rilievi fotografici, si sono cercati riscontri rispetto alle versioni fornite dai partecipanti a quell'evento, sentiti più volte dai militari dell'Arma. Un incrocio di dichiarazioni e prove. È stata perlustrata palmo a palmo sia l'esterno dell'abbazia che l'interno, compresi alcuni sentieri presenti nel parco. Si sono cercate anche tracce biologiche o di sangue. L'attenzione degli investigatori si è poi concentrata sulla terrazza affacciata sul Piave, un'altezza di oltre 10 metri, ma dove sono presenti arbusti e sterpaglia. Potrebbe essere caduto o essere stato spinto da qualcuno? Le ferite sono state tante e gravi, uno sfondamento parziale del cranio, ferite gravissime al torace, emorragie. Tutto quando Alex era ancora in vita. Che cos'è accaduto? La certezza che quando il 25enne si è allontanato dal cerchio era turbato, ha gridato. Cosa lo ha spaventato tanto? Domande, tante, troppe, che ancora non hanno una risposta. Le piste rimangono tutte ancora in piedi. Un'aggressione o una caduta. Alex Marangon è andato a quell'evento per cercare la pace, ma lì ha trovato la morte. Stordito da sostanze psicotrope assunte anche dagli altri partecipanti. Un rituale che avrebbe dovuto essere seguito in sicurezza, ma così non è stato. Il curandero, assieme al suo assistente, si sono allontanati dall'abbazia sapendo che Alex era sparito il mattino seguente, e loro sono stati gli ultimi a vedere il 25enne ancora vivo. Loro lo hanno avvicinato. Che cos'è accaduto? Nelle prossime ore la procura farà un punto della situazione cercando di spiegare, almeno in parte, un mistero che ha sconvolto la comunità. Se dovessero essere riscontrate delle responsabilità, dovranno rispondere della morte del 25enne. Intanto rimane aperto il fascicolo con l'ipotesi di omicidio. E in questo giallo c'è anche l'elemento della ayahuasca, una tisana che questo ragazzo avrebbe bevuto, ricavata da delle liane e da germogli di cespugli che sono arrivati a quanto sembra dalla foresta amazzonica. Secondo questi sciamani queste piante procurerebbero uno stato di benessere, ma purtroppo si teme, anzi si sa che hanno anche degli effetti
effetti allucinogeni, almeno questo si è sentito dire in questi giorni. Siamo andati a parlare con una farmacista per sapere quali possono essere effettivamente le reazioni a questo tipo di intruglio. È un decotto che si ottiene per una lunga preparazione, ci vogliono anche 2 o 3 ore per prepararla, a volte anche un'intera giornata. Si ottiene facendo questo decotto con una liana e delle foglie di un cespuglio. Ecco la liana ed ecco il cespuglio le cui foglie compongono l'ayahuasca, il preparato che, stando alle testimonianze, Alex Marangon avrebbe assunto la sera del 29 giugno prima di morire. Un preparato antichissimo, le cui tracce sono state trovate dagli archeologi analizzando alcune mummie peruviane datate oltre 2000 anni fa. Potente il loro effetto nel corpo umano, che varia a seconda dell'assuntore, ma anche delle quantità utilizzate dal preparatore. Varia a seconda del preparatore e anche a seconda delle piante utilizzate, perché dipende, la pianta del Perù non è la stessa del Brasile e viceversa. Senta, ma qual è il principio attivo? Sono 2 in particolare i principi attivi. Uno è una tiramina che ha un effetto, come dire, anche eccitatorio, disinibente. Altro gruppo di sostanze presenti sono degli antimao, sono degli alcaloidi che hanno la proprietà di aumentare la concentrazione nostra di adrenalina, noradrenalina e soprattutto serotonina. Queste potenziano quello che ho detto prima, la tiramina che ho detto prima. C'è un effetto disinibente, c'è un effetto anche eccitatorio, ma subito subentra un effetto di disorientamento, un effetto di allucinazioni, anche delle problematiche vere e proprie di frequenza cardiaca, di pressione cardiaca. L'assunzione comporta la perdita immediata dei controlli basilari del corpo, provocando subito un'incontinenza diffusa. Motivo per il quale avevano preso le purghe, e anche dopo il rito generalmente si deve prendere un'altra purga, e durante e prima di prendere questa sostanza bisognerebbe non prendere farmaci, non bisognerebbe prendere vino, non bisognerebbe prendere carne rossa e neanche, secondo gli sciamani, quelli veri, neanche fare sesso. Quindi si può dire, insomma, che se Alex avesse preso questa pozione, l'effetto potrebbe essere stato di potente disorientamento, anche di amplificazione delle proprie paure. Certamente. Se lui aveva già una forma d'ansia, questo gli è esplosa sicuramente. Quindi sostanze pericolose se vengono sbagliate le dosi. Cerchiamo di consolarci con gli alpini, con le penne nere. Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione della caserma Montegrappa. Andiamo in diretta a Bassano da Mirko Cavallin. A te, Mirko. Buongiorno direttore, bentrovati telespettatori di Rete Veneta, con me Renzo Rigona alla parte tecnica, il presidente della sezione Montegrappa di Bassano Giuseppe Rugolo, il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero. Alle mie spalle, presidente Rugolo, la palazzina comando su cui pochi giorni fa sono conclusi importanti lavori. Di cosa si è trattato? Abbiamo sostituito completamente l'impianto di illuminazione portandolo a norma e soprattutto con efficienza al massimo, e ripristinato le parti murarie che abbisognavano di un restauro approfondito, e soprattutto anche la parte della pavimentazione è riportata a nuovo. Questi lavori sono stati eseguiti in virtù di un contributo della Regione Veneto di 200.000 euro assegnato anche in virtù della Giornata Nazionale di Vicenza, che ha visto coprotagonista la sezione Montegrappa, ospitando gruppi, fanfare e cori in questa sede. Che funzioni avrà adesso questa palazzina? Lo ha già da diversi anni di fatto. Ospita le attività estive della sezione Montegrappa, ospita le attività del nucleo della protezione civile della sezione Montegrappa, e fra pochi giorni, esattamente il 20, sabato 20, qui arriveranno 80 ragazzi del campo scuola dell'ANA nazionale, arriveranno da tutta Italia e saranno qui con noi, con gli alpini, per 2 settimane e faranno attività con noi. Ecco, Presidente Favero, questa dei campi scuola è una delle attività più importanti a cui voi tenete di più. Sì, certamente i campi scuola per noi sono un elemento fondamentale, perché vuole dimostrare da un lato la disponibilità dei ragazzi, perché i ragazzi effettivamente, se stimolati, e lo stiamo dimostrando, rispondono presente. Dall'altro, da parte nostra, dimostrare l'utilità
di fare approcciare ai ragazzi non solo le parti teoriche che imparano a scuola, ma anche le parti pratiche, la capacità di essere un domani come noi, protagonisti nella protezione civile soprattutto, e per chi vorrà anche nei servizi di sicurezza delle forze dell'ordine. Qui ci arriveranno anche altri enti, Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Entrate, nella palazzina di fronte a me il futuro commissariato della polizia di Bassano. È un'area grandissima, Presidente Rugolo, anche tanto volontariato, insomma, mano di tanti alpini, credo anche nel progetto? Sì. Soprattutto nel progetto, perché l'ANA vive delle sue peculiarità, delle sue eccellenze. I progetti siamo abituati a farceli in casa con i nostri professionisti, abbiamo ingegneri, abbiamo avvocati, abbiamo storici, abbiamo tutto quello che serve, e poi abbiamo soprattutto le mani grandi, grosse, le mani laboriose dei mille ancora volontari che si spendono oggigiorno per tutti i progetti dell'ANA in territorio nazionale e all'estero, e la sezione Montegrappa ne è artefice di uno di questi progetti. Una notizia che possiamo dare, direttore, con questa ci salutiamo, è il fatto che Bassano è stata scelta, vero Presidente, come una delle 4 sedi permanenti di una cerimonia importante. Certamente sì, visto il successo della prima, ed era la prima in assoluto, della consegna del cappello alpino ai nuovi allievi, Bassano ogni anno sarà tappa e luogo per la consegna del cappello alpino ai prossimi allievi dei prossimi anni. Quindi grande soddisfazione della sezione Montegrappa sicuramente, ma direi anche della sede nazionale. Il Ponte degli Alpini è uno dei nostri simboli identitari. Questa caserma sarà anche strumento operativo proprio anche per questo. E ricordiamo questo sabato la diretta su Rete Veneta dalle 8:45 per il centenario della sezione Monte Ottigara e dei gruppi alpini di Asiago e di Gallio, quindi continuate a seguirci, noi sempre amici delle penne nere. Con questo è tutto, direttore, ti restituisco la linea. Bravo Mirko Cavallina, hai fatto bene a ricordare la diretta di Rete Veneta sabato 13 luglio, cioè questo sabato dalle 8:45, e un saluto particolare al presidente nazionale delle penne nere, Favero. Andiamo avanti con la cronaca nera, il rogo di alcune pizzerie, coinvolti anche dei trevigiani. Ci sarà una conferenza stampa tra poco a Vicenza, intanto vediamo i fatti in questo servizio della nostra redazione. Aveva assoldato un uomo per organizzare 3 attentati incendiari ai danni di 2 pizzerie di Rosà e Cassola come forma di ritorsione nei confronti degli attuali gestori ai quali aveva ceduto l'attività con un contratto di subaffitto d'azienda. Il rapporto però era sfociato in disaccordi di natura economica e quindi il 61enne di Bassano, finito nel mirino dei carabinieri, aveva deciso di affidare a un coetaneo croato residente in provincia di Treviso l'organizzazione degli attentati incendiari che avevano colpito la pizzeria e ristorante Dacuti di Cassola e Villa Dacuti a Rosà. Tutte le azioni erano avvenute a gennaio di quest'anno e secondo gli inquirenti sono state messe in atto dalla stessa mano, quella di un croato di 57 anni residente nel Pavese. L'uomo era stato accompagnato alle pizzerie da un 39enne serbo che vive a Mestre e da una 36enne trevigiana, e in uno dei 2 blitz anche da un 31enne serbo già detenuto nella casa circondariale di Venezia per altri motivi. Le indagini sono proseguite per mesi e nelle scorse ore i carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa hanno proceduto a dare esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Vicenza su richiesta della locale procura. L'azione dei militari è scattata fra Padova, Pavia, Treviso e Venezia nei confronti delle 6 persone ritenute a vario titolo coinvolte nel triplo attentato incendiario. Per il 61enne bassanese ritenuto essere il mandante, per l'organizzatore e per l'autore materiale è scattata la custodia cautelare in carcere. Per gli altri sono stati disposti gli arresti domiciliari. Gli attentati incendiari, dei quali solo 2 riusciti effettivamente, avevano scosso il bassanese e creato enormi problemi ai gestori dei 2 locali. Villa Dacuti infatti era stato reso inagibile dalle fiamme e i danni erano stati molto ingenti. Servizio di Ferdinando Garavello. Adesso andiamo a Venezia, dove un consigliere comunale di opposizione ha proposto di applicare la formula Barcellona, cioè sparare ai turisti con le pistole ad acqua. Ovviamente è stata poi una bufera politica, e andiamo in diretta subito da Filippo Fois.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo poi in compagnia con Giovanni Andrea Martini, capogruppo di Tutta la Città Insieme, che è un gruppo consiliare di opposizione in Comune a Venezia. C'è stata una bufera politica sul fatto che lei ha appoggiato quello che è accaduto a Barcellona, dove ricordiamo ci sono state delle manifestazioni molto vivaci contro il turismo di massa. Alcuni manifestanti hanno sparato appunto con delle pistole ad acqua. C'è da dire che Barcellona rispetto a Venezia è molto più avanti, basti dire che non ci saranno più affittanze turistiche da qualche anno, mentre qui siamo circondati da circa 8.000 appartamenti in affitto ai turisti. Ecco, ha toccato il tema più importante, quello che la città è stata svuotata degli abitanti proprio per le affittanze turistiche, che è un tema che occorre assolutamente aggredire sia per le affittanze già in atto, sia per quelle che non dovranno essere attivate. Le polemiche che cosa? Le polemiche, insomma, è una provocazione che ha sortito l'effetto voluto, nel senso che è semplicemente una provocazione. Noi non armiamo nessuno, non vogliamo armare nessuno, noi vogliamo bene ai turisti, noi con i turisti abbiamo un ottimo, uno splendido rapporto, ma abbiamo con questa provocazione messo ancora al centro dell'attenzione Venezia, che di solito viene rappresentata come la città in cui tutto funziona. Invece qua il problema grosso è proprio che l'overturismo la sta schiacciando, e chi si è sentito tirato in causa e chi ha lanciato bordate pesanti sono proprio i nostri amministratori, che sono le cause di quello che stiamo subendo a Venezia. Quindi il fatto che siano proprio loro che si sentono toccati vuol dire che abbiamo colpito nel segno. Ecco, effettivamente io devo dire che mentre venivamo qui con Sandro Ponchio, siamo in Campo San Polo in questo momento, mi sono fermato in un negozio per acquistare una pistola ad acqua per fare un collegamento più simpatico che non c'era, non ho trovato, però il negoziante mi ha immediatamente detto ti vuoi sparare ai turisti, per cui l'aveva immediatamente preso, perché ho detto vengo anche a me, il che significa comunque che i turisti vanno bene, ma quando sono troppi c'è una certa esasperazione in città. Sì, in città l'esasperazione è forte, e diciamo che di fronte a questa provocazione, ribadisco è solo una provocazione, abbiamo avuto tantissime voci di appoggio, anche di intellettuali, insomma di persone di cultura, tanti cittadini, insomma, perché il malgoverno della città è forte e la situazione non è più governata, il ticket è risultato un fallimento clamoroso, e quindi tutto questo fa arrabbiare le persone, e quindi occorre anche comprendere situazioni di grande difficoltà, insomma. Grazie a Giovanni Andrea Martini, capogruppo in Consiglio Comunale a Venezia con Tutta la Città Insieme. Direttore, io ti restituirei la linea. Grazie molte Filippo, grazie molte. Insomma, ci potrebbero essere, meglio sparare con pistole ad acqua che con altre pistole, no? Purtroppo siamo sempre lì a seguire fatti gravissimi dove si usano spesso armi da fuoco. È sempre meglio l'acqua, ma la polemica infuria ed era successo a Barcellona, le proteste, vedete queste immagini proprio da Barcellona, dove i cittadini hanno protestato contro l'invasione dei turisti, hanno sfilato per le strade, erano migliaia di persone, molti propongono appunto che si metta fine anche a Barcellona agli affitti brevi che sono accusati. Gli affitti brevi sono ritenuti tra i responsabili dell'affollamento e dello svuotamento delle grandi città, anche non soltanto in Italia. Sono state proteste molto vivaci tra residenti e turisti, e poi alla fine sono state utilizzate delle pistole ad acqua, vedete, contro dei turisti che erano seduti in un bar. C'erano i manifestanti attorno al bar che hanno gettato loro acqua addosso, sono arrivati i fotografi, insomma è stata, come al solito, sono stati momenti di tensione, però senza gravi incidenti. A Venezia si tenta di limitare l'invasione dei turisti, pensate 30 milioni di turisti all'anno
arrivano a Venezia da ogni parte del mondo. È andato molto bene il ticket d'accesso che è stato lanciato dalla giunta Brugnaro, però in questo servizio l'assessore Venturini dice è troppo basso il prezzo, non bastano 5 euro, perché comunque allora la gente arriva. In ogni caso bisogna far aumentare questo ticket. Vediamo. Ci serve un turista più consapevole, un turista che capisce che serve vivere con lentezza la visita a Venezia, che si fermi un giorno in più e che comprenda la complessità e l'unicità di una realtà come quella nostra. Venezia è ancora troppo a buon mercato, secondo l'assessore comunale Venturini, e servirebbe un contributo d'accesso in versione rafforzata per mettere un freno all'eccesso di turismo. L'ha dichiarato a margine dell'incontro sul Giubileo 2025. Il Giubileo ci offre la possibilità di riaffermare alcune scelte. E la prima scelta è che Venezia non può attrarre maggiori volumi di turisti, deve iniziare a scegliere quale tipo di turismo e puntare sul tema del valore aggiunto. Cioè, Venezia per sua natura è un bene finito, è un bene limitato, un bene molto fragile peraltro, e non può ospitare contestualmente miliardi di persone, pena la distruzione di Venezia. Il lavoro che stiamo facendo è condividere, ovviamente amministrazione comunale, categorie economiche coinvolte, l'obiettivo di non far crescere i volumi, ma lavorare invece su un innalzamento della qualità del turista, dove qualità non è unicamente legato al tema economico, a quanto uno ha il portafoglio capiente, ma all'approccio del turista alla visita alla città. Intanto con sabato 13 e domenica 14 luglio finiranno le 29 giornate di sperimentazione del contributo d'accesso unico nel suo genere, e il passo successivo sarà stabilire quali misure adottare nei prossimi mesi. Da lunedì quindi inizierà l'analisi dei dati. Torniamo alla cronaca nera. C'è stata una tragedia a Lonigo, un 47enne ha perso la vita cadendo con il suo trattore da un terrazzamento all'interno di una proprietà privata. Anche qui è una serie interminabile di incidenti, di questi trattori che si ribaltano, cadono anche spesso schiacciando il conducente. Lonigo. Sono le 10:30 di sera quando in via Carlo Ridolfi un piccolo trattore si rovescia travolgendo un uomo che purtroppo è morto. La vittima si trovava nella proprietà quando è precipitato con il trattorino da un terrazzamento. I vigili del fuoco, allertati, si sono precipitati sul posto con lo Spisal e i carabinieri che sono impegnati a ricostruire le cause dell'incidente. I medici e gli infermieri del SUEM 118 hanno constatato la morte dell'uomo, un 47enne di Valliona. I pompieri hanno messo in sicurezza il piccolo trattore e illuminato la zona per i rilievi. Dopo il nulla osta, il corpo è stato recuperato. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 3 del mattino. Oggi in regia Mattia Pizzaia e Simone Merlo, e andiamo avanti con un episodio di violenza in famiglia. È stato allontanato con urgenza dalla moglie e dai figli un uomo di Conselve che, rientrato in casa ubriaco, ha iniziato a picchiarla con un filo elettrico davanti ai bambini, e per fortuna sono intervenuti i carabinieri. La telefonata di una donna di 36 anni, disperata, è arrivata nella tarda serata di martedì al 112. In lacrime ai carabinieri la donna ha raccontato che il marito era rientrato in casa ubriaco e poi, dopo una lite per motivi banali, aveva preso un cavo elettrico usandolo come frusta per picchiarla davanti ai suoi 3 figli, tutti minorenni. I militari si sono subito recati nella casa della vittima, che ai carabinieri ha raccontato una storia di violenze e minacce con tanto di coltello in mano e un ti ammazzo ripetuto. Per tutelare la donna e i figli è scattata per l'uomo, un 43enne di origine albanese residente ad Abano Terme, la misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Nel solo 2024 in provincia di Padova i carabinieri hanno arrestato 24 persone, 160 le denunce, 20 le misure cautelari per reati puniti dal cosiddetto Codice Rosso. Il servizio di Chiara Gaiani avrebbe le ore contate. L'assassino di Vincenza Saracino, la donna che è stata accoltellata a Preganziolli in un'area dismessa, una donna che lavorava in un sexy shop, potrebbe essere un amico o comunque un cliente del negozio.
Vincenza forse quel pomeriggio si è data appuntamento nei pressi della fabbrica dismessa con il killer, una persona che evidentemente la donna conosceva bene, tanto da fidarsi ed incontrarla in quella zona abbandonata e degradata. Gli investigatori hanno acquisito sia le immagini delle telecamere di videosorveglianza lungo il percorso effettuato dalla cinquantenne quel giorno, sia quelle del sistema interno ed esterno al sexy shop nel quale lavorava assieme al marito. Forse in uno di questi fotogrammi potrebbe essere stato ripreso il volto dell'assassino, ma in queste ore si stanno anche analizzando i messaggi e le chiamate presenti nel telefonino della vittima. Potrebbe esserci stato un contatto tra loro poco prima dell'incontro, oppure i due potrebbero essersi messi d'accordo personalmente. Certo è che gli investigatori sono a buon punto. Il killer ha coltellato ben 5 volte al collo Vincenza. Un fendente le ha reciso l'arteria carotidea non lasciandole scampo. Un litigio, o forse i due, dovevano chiarire qualcosa. Il killer si è presentato alla fabbrica nel luogo del delitto con in tasca il coltello che poi ha utilizzato per ucciderla, arma che non è mai stata trovata. L'assassino se l'è portata via. I carabinieri hanno continuato a sentire numerosi testimoni tra clienti del sexy shop, amici e conoscenti della famiglia. Sono stati traditi da un tatuaggio i due autori della rapina alla tabaccheria di via Monfenera a Treviso del 10 aprile scorso. Avevano già colpito in un altro locale, in una pizzeria. Sono stati individuati e arrestati dai carabinieri. Eccoli i due autori del furto all'interno della pizzeria all'Albera di Preganziola e della tabaccheria di Treviso del 9 e 10 aprile scorso. Sono due pregiudicati di 56 e 44 anni che i carabinieri hanno arrestato nell'abitazione del più giovane a Marghera. Ad incastrarli, oltre alle immagini della rete di telecamere, anche il tatuaggio con la lettera K che il più giovane ha sulla mano destra. Traditi dalla K sulla mano. Anche questo è stato uno degli elementi che ci ha permesso di individuare uno dei due autori, che si è aggiunto ad altri elementi che abbiamo potuto raccogliere in coincidenza della presenza di telecamere interne, esterne, dichiarazioni testimoniali, riconoscimenti fotografici, traffici telefonici, tantissimi elementi, compreso l'uso dello scooter che è stato localizzato dai lettori targhe e dalle telecamere del territorio. Tutti elementi ritrovati nell'appartamento rifugio. Durante la perquisizione fatta a Marghera pochi giorni dopo l'evento siamo riusciti a ritrovare sia lo scooter che gli indumenti utilizzati nel corso di un episodio e dell'altro, sia del furto che della rapina. 300 euro il bottino del furto alla pizzeria del 9 aprile, 400 invece quello della rapina del 10. Rapina, ricordiamo, con lesioni nei confronti del proprietario della tabaccheria. Tra l'altro uno dei due era evaso di fatto da Roma. Sì, uno dei due era evaso alcuni giorni prima da Roma, aveva cercato rifugio a casa dell'amico di Marghera e si era rifugiato a casa sua ed è stato trovato il giorno della perquisizione e in quella circostanza l'abbiamo arrestato per l'evasione che aveva commesso a Roma. Comandante della compagnia dei carabinieri di Treviso, andiamo avanti con i ladri, in particolare con un ladro che stava cercando di fuggire dopo aver arraffato quanti più oggetti poteva dai garage di un condominio di via Fistomba a Padova. Si tratta di un 24enne della Guinea arrestato in flagranza dai carabinieri. Il giovane era stato notato da alcuni condomini che subito hanno chiamato il 112. Arrivati sul posto i militari lo hanno rintracciato lì nei pressi. Nello zaino del ragazzo trovati abiti da donna e arnesi per lo scasso. La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. Ancora incidenti, la morte di un centauro è successo a Zerman di Mogliano Veneto. Si tratta del motociclista 61enne Michelangelo Gianola che ha perso la vita. È stato fatale l'impatto frontale con un'auto. Sentiamo il ricordo di un amico dell'editore Silvano Piazza. Ma era contento, faceva tante cose, una persona gentile, generosa. Sapete che frequentava la parrocchia di Mogliano, dava una mano al parroco, faceva anche un po' di teatro, insomma, una persona viva. Ricorda così l'ex sindaco di Silea editore l'amico Michelangelo Gianola, 61 anni, vittima del tragico incidente avvenuto ieri sera poco prima delle 19 in via Bonisiolo a Zerman di Mogliano Veneto, a pochi metri dalla sede della Croce Rossa. Un impatto frontale con un'auto che gli è costato la vita. Ci conoscevamo da
una trentina d'anni, lavoravamo nello stesso settore, io una casa editrice, lui era un grafico, e in tanti anni ho sempre avuto bisogno della sua creatività. La pensione è arrivata a febbraio dopo una vita di lavoro, del tempo e una nuova libertà che ha spesso impiegato seguendo la sua passione, le due ruote. Ce l'aveva da sempre, da quando lo conosco, e purtroppo questa passione è stata poi una tragica fatalità. Fiero biker, Michelangelo era solito macinare chilometri e chilometri in sella alla sua Triumph, la stessa che stava guidando al momento del violento schianto. Il contachilometri fermo ai 120 all'ora. Michelangelo Gianola lascia una moglie e due figlie, Cecilia e Ilaria, a cui era molto legato, come testimoniano le tante foto sui suoi profili social. Sul luogo dell'incidente i soccorritori, accorsi tempestivamente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 61enne. Ferito ma non in pericolo di vita, l'automobilista portato in ospedale in ambulanza in stato di shock. Sul sinistro la procura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio stradale al fine di accertare eventuali responsabilità. Allora, parliamo dell'ondata di calore che ha colpito anche il Veneto. Nel Bassanese 35 gradi a Rosà, caldo anche in altopiano, sono state raggiunte in altre località temperature ancora più alte. Sentiamo Ferdinando Garavello. Chi si lamentava di un'estate che non voleva proprio arrivare dovrà ricredersi, perché anche sulla Pedemontana e sui rilievi del Bassanese è giunto il solleone, con tutto il suo carico di temperature altissime, picchi d'umidità e ricadute sul benessere e sulla salute della popolazione. La seconda settimana di luglio si è presentata in grande spolvero a Bassano e dintorni, dove da qualche giorno vengono raggiunti i 35 gradi a Rosà. La città del Ponte, pur godendo dell'aria che arriva dalla Val Brenta, non se la cava molto meglio e 33 gradi sono polverizzati ormai quotidianamente. Anche a mezza costa della spalla delle alture che dominano la pianura, fra Crosare e San Luca, per intenderci, la colonnina di mercurio supera quasi ogni giorno i 33 gradi. Per ora l'altopiano dei 7 comuni regge sia di giorno che di notte, con massime che si attestano attorno ai 25 gradi e minime che in alcune zone sfiorano i 12 gradi. A Lusiana, Conco, di notte si va attorno ai 18 gradi e questo permette di far respirare case, ambiente e pure le famiglie. In pianura, invece, le minime notturne sono saldamente fisse sopra i 21 gradi, con tutte le conseguenze del caso per il sonno dei bassanesi. La situazione è destinata a peggiorare almeno fino a giovedì, poi una perturbazione potrebbe portare un po' di refrigerio e naturalmente tutti i rischi di un'ondata di maltempo che si scarica con queste temperature molto alte al suolo. Ma attenzione, dal fine settimana il sole tornerà a splendere e luglio alzerà ancora un po' l'asticella, portando su di un paio di gradi le massime e le minime e probabilmente anche la percentuale di umidità. A questo punto è plausibile che pure l'altopiano possa iniziare a soffrire il caldo nelle ore pomeridiane, con lo zero termico che si sposta a quote più che dolomitiche. Insomma, per chi non se ne fosse ancora accorto, è arrivata l'estate. E domani e dopo ci dovrebbe essere una tregua, poi riprenderà ancora il caldo torrido. Bisogna bere molto, lo dicono tutti i medici. Sentiamo qualche consiglio anche in questo servizio. L'estate rovente che tardava è arrivata con la prima ondata di caldo torrido. L'anticiclone africano non ha risparmiato nessuna regione d'Italia e anche il Veneto, con Padova e Treviso tra le città più calde, con temperature percepite fino ai 38 gradi. L'azienda ospedaliera di Padova ha attivato il codice caldo per gli accessi in pronto soccorso. Abbiamo attivato il codice calore, che è un percorso dedicato appunto a chi ha questo tipo di problematica all'interno del pronto soccorso. C'è stata tutta un'attività di informazione e comunicazione, no? Che ricordi ai cittadini le norme comportamentali appunto tipiche da fare appunto tipicamente in queste giornate, e quindi, come dire, siamo pronti. I consigli, soprattutto per i più fragili, sono sempre gli stessi: evitare di uscire nelle ore più calde, indossare capi leggeri, idratarsi e prediligere pasti leggeri a base di verdura e frutta. In queste settimane inoltre in pronto soccorso a Padova c'è stato anche un incremento di casi di Covid. Ricordiamo che c'è un'attività del Covid che sta via via un po' aumentando come positività, e quindi insomma ecco, mettiamo insieme un po' di cose dicendo insomma divertiamoci, facciamo le nostre vacanze, però con il buon senso e la prudenza del caso.
E passiamo alla politica. Ieri sera a Focus abbiamo parlato ancora una volta di autonomia, perché la Regione Emilia-Romagna è stata la prima a sposare la causa del referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata, che è stata appena varata dal Presidente della Repubblica, dopo ovviamente il voto in aula al Senato e poi alla Camera, promulgata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Abbiamo parlato ieri sera, c'è stato soprattutto un confronto vivace tra Marco Zabbai del Partito Democratico e il consigliere regionale della Lega Alberto Villanova. Si minacciava che se questo referendum passasse e quindi la legge Calderoli venisse abrogata, che questo automaticamente porterebbe ai veneti a sposare un progetto indipendentista. Queste sono le parole che ho sentito da Villanova e da Morosini relativamente a questa cosa qua. E io penso un'altra cosa, io penso che forse bisognerebbe che la classe dirigente che governa questa regione da 30 anni, si mettesse una mano sulla coscienza e forse capisse che fare la politica del sono quello come dire, che deve differenziarsi dagli altri senza creare paura e diffidenza negli altri non paga. Perché questo stiamo parlando, attenzione, attenzione, perché se tu fai... No, io non ti ho interrotto prima. Sì che mi hai interrotto prima. Quindi mi hai interrotto anche adesso, siamo pari. No, ma quello che voglio dire io è che se tu passi 30 anni prima a fare le richieste per l'indipendenza, a fare i volantini con scritto Venexit, e li faceva Zaia, non li faceva Morosini, Certo, benissimo. Allora benissimo, tutti i veneti, vai avanti, bravo. Io sto semplicemente dicendo che se si alimenta, io non penso che i veneti, che la maggioranza dei veneti voglia uscire dall'Italia. Io non lo credo, e penso che se volete puntare a questa cosa qua, benissimo. Io personalmente, se scopro che la Lega veneta vuole l'indipendenza del Veneto nel 2024, penso che sia legittimo quelli che dicono che si vuole spaccare l'Italia, perché se non si vuole spaccare l'Italia non si chiede l'indipendenza di una regione. Benissimo. Io non credo. Io penso che in discussione vada messo chi ha alimentato questa diffidenza nei confronti del Veneto, come l'ha alimentata, proprio soffiando su questo vento, su questa parvenza di indipendenza, di volontà secessionista, che ha sminuito invece quelle che potevano essere delle legittime richieste, che trovo molto più oneste anche in termini di gestione avanzate da chi amministra, che infatti pone il tema non tanto di difendere il bastione di Venezia che rischia di... Io mi tolgo la giacca da leghista e parlo da Veneto. Sentire la Presidente di una regione a statuto speciale che non ha mai versato un euro allo Stato venire a dire al Veneto che noi stiamo andando avanti grazie ai loro soldi, io credo che questo sia un'offesa vergognosa nei confronti di tutte le regioni a statuto ordinario che hanno pagato i conti delle regioni a statuto speciale fino ad oggi, in particolare la Sicilia, la Sardegna e tutte le altre regioni. Che una Presidente come di una regione a statuto speciale come quella, come la Sardegna, venga a dire a noi veneti che oggi non possiamo avere l'autonomia, nel momento in cui firma una legge per abrogare, per il referendum abrogativo dell'autonomia, lei deve rinunciare alla sua di autonomia, prima di tutto deve chiedere di rinunciare alla propria autonomia prima di andare a togliere la nostra che ancora non abbiamo. E questo lo dico da Veneto, quello che ha detto è vergognoso, e spero veramente, perché noi adesso, dopo un percorso che dura 40 anni, come veneti siamo riusciti ad arrivare a una frazione dell'autonomia che meriterebbe il nostro territorio, una frazione, perché di sicuro non è quello a cui aspiravamo, ma è un primo passo avanti. Ma se dovesse esserci veramente questa resistenza, che non è neanche una resistenza di partito, ma che è una resistenza che deriva da tutto un altro territorio, da tutto il resto dell'Italia, allora noi come veneti dobbiamo scendere in piazza, ma sul serio dobbiamo fare la rivoluzione. Perché vedi, tu prima parlavi
del referendum sull'indipendenza. Secondo voi, che siete veramente dei fini statisti e sapete sicuramente interpretare quelli che sono i bisogni dei territori, ma secondo voi, se verrà abrogata la legge sull'autonomia, non partirà una spinta ancora più forte per staccare, nel senso centrifugo, per staccare certi territori dall'Italia? Secondo voi la popolazione è così stupida che veramente dico, ci hanno abrogato l'autonomia dopo 40 anni che la vogliamo, dopo che abbiamo votato un referendum, dopo che facciamo di tutto per portare a casa qualcosa in più di quello che ci spetta per diritto, per Costituzione, non perché ce lo siamo inventato, perché ci aspetta per Costituzione, se abbiamo un minimo, una minima possibilità, adesso parlo io, abbiamo una minima possibilità di portare a casa qualcosa, il resto del paese ci vota contro e i veneti diranno vabbè, no, ha ragione la Calabria e la Sicilia, perché adesso arriviamo al bello, allora l'Italia è unica, giusto? È unica e indivisibile. Adesso qualcuno mi deve spiegare perché i fondi del PNRR vengono destinati, arrivano 200 miliardi, 2/3 a debito, 200 miliardi, il 40% uso esclusivo del Sud, giusto? Uno si aspetta il restante 60% verrà diviso tra centro e nord, no, il restante viene diviso in 3 parti, nord, centro e sud, 20% va al sud, quindi il sud ha il 60% del PNRR. Dopo qualche anno ci si accorge che il sud non riesce a finire i lavori, giusto? Si vede che non vanno avanti i progetti, si vede che non riescono a mandare avanti nonostante i fiumi di denaro che arrivano. Servono dei soldi. Da chi vanno a prendere i soldi? Risposta: ai comuni del nord. Questa è la realtà. Questa è la realtà, questo era Alberto Villanova, che è il presidente dell'intergruppo Lega Lista Zaia in Consiglio regionale ieri sera a Focus. Andiamo a Padova perché sarà la consulta a decidere sulla legittimità degli atti d'anagrafe dei figli di mamme arcobaleno registrati dal sindaco Sergio Giordani. Sentiamo. Una sentenza a sorpresa, quella emessa dalla Corte d'Appello di Venezia, che non ha accolto i ricorsi della Procura di Padova e del Ministero dell'Interno contro la validità dei certificati di nascita con doppio cognome dei figli delle mamme arcobaleno, ritenendo opportuno che sulla questione si pronunci la Corte Costituzionale. Non la considererei una vittoria, in quanto la Corte d'Appello di Venezia semplicemente ha lasciato in attesa della sentenza della Corte Costituzionale sul caso di Lucca 37 casi delle bambine e dei bambini nati a Padova, quindi ha accantonato la sua decisione anziché pronunciarsi in favore, sfavore oppure rimandando la Corte Costituzionale. Pur in assenza di un giudizio sul merito, questo è un altro passo favorevole, anche se piccolo, per le mamme arcobaleno del Veneto, che ora attendono che la consulta si esprima sulla legittimità degli atti anagrafici dei bambini registrati dal Comune di Padova a partire dal 2017. Siamo fiduciosi come sempre, perché noi speriamo che la Corte Costituzionale si pronunci ritenendo incostituzionale la legge 40 e che nega l'accesso alle coppie di donne, alle donne single, l'accesso alla procreazione medicalmente assistita e confermando in questo modo anche la necessità di proteggere i minori che nascono nelle nostre coppie. La richiesta delle mamme è da sempre quella di una legge. Non esiste una legge che protegga i bambini nati nelle coppie omoaffettive e se si pronuncia la Corte Costituzionale questa legge dovrà essere assolutamente fatta, come succede in tutti i paesi europei. Anche il sindaco di Padova, Sergio Giordani, che negli anni ha sempre registrato all'anagrafe i bambini figli di 2 mamme con il doppio cognome, ha commentato la notizia. Ho sempre agito nell'interesse di queste bambine e bambini, sempre in coscienza, e come ho sempre detto continuerò a farlo finché un giudice non mi dirà che è contro la legge. Ora attendiamo con grande rispetto il pronunciamento della Corte Costituzionale, ha concluso Giordani. Questo ci porta. Ha concluso Giordani in servizio di Valentina Visentina. Adesso torniamo subito in diretta a Treviso davanti al Tribunale da Cristian Arboit e Nicoletta Rizzetto per un aggiornamento sulla conferenza stampa del procuratore Martani. Stiamo parlando della morte di Alex Marangona. A te, Cristian.
Sì, direttore, buongiorno di nuovo. Cos'è successo? Che il procuratore capo ha indetto questo punto stampa informale, non ha voluto rilasciare alla fine dichiarazioni a microfono. Abbiamo parlato a lungo appunto della vicenda, su quello che può essere accaduto quella maledetta notte tra sabato e domenica a Vidor, però l'unica certezza al momento è che non c'è nessuna certezza. Questo lo possiamo dire senza il timore di essere smentiti. Nelle prossime ore a Vidor, a ridosso della scarpata, quella che può essere definita come un po' la scarpata del giallo, la scarpata del mistero, arriveranno anche i vigili del fuoco per un ulteriore sopralluogo. Si tratta di capire se ci sono molto banalmente dei rami spezzati, perché ritorna in ballo fondamentalmente l'ipotesi di una caduta accidentale o comunque di una caduta. In questo momento, quindi, soprattutto dopo il sopralluogo di ieri, durante il quale non è emerso nulla di eclatante, non sarebbe stato sequestrato nulla, non è stata trovata l'arma del delitto, nulla di nulla, visto appunto l'esito di questo sopralluogo, in questo momento non si può parlare di, non c'è la certezza dell'omicidio al 100%, quindi domani si ritorna su quei luoghi in esterna e si va per l'appunto a verificare la scarpata, le condizioni della scarpata. Qui con me Paolo Calia, giornalista del Gazzettino, insomma ci stiamo confrontando anche fra addetti ai lavori, è sempre più giallo, Paolo. Sì, diciamo che è un mistero che resta sempre più fitto, anche quelle che sembravano certezze cominciano a vacillare, l'ipotesi, la procura continua a mantenere aperto il fascicolo con l'ipotesi di omicidio volontario, però contrariamente a una certa sicurezza dei giorni scorsi adesso non esclude più nulla e ritorna in ballo, come dicevi tu, l'ipotesi che Alex sia caduto da quella terrazza a 15 metri sopra il Piave e sia volato attraverso un bosco, e questo, secondo il procuratore, potrebbe aver provocato anche quelle ferite mortali sia soprattutto alla testa e nelle altre parti del corpo, come è stato riscontrato dall'autopsia. Diciamo che questo scenario torna attuale proprio perché ieri non sono stati riscontrati elementi utili, non sono stati trovati elementi utili, quindi a questo punto si ritorna anche all'ipotesi iniziale, sì. Nonostante appunto il fascicolo, si è inteso, resta aperto per omicidio volontario e però appunto a carico di ignoti. Sì, l'idea che mi sono fatto è che il sopralluogo di ieri dovesse portare alla certezza che all'interno del parco, nelle minate o nelle vicinanze del bosco, del limitare del parco, si fosse consumata un'aggressione. Molto probabilmente sicuramente non è stato trovato nessun segno che possa confortare questa ipotesi, quindi è ritornata a galla l'idea che Alex potrebbe essere caduto. Poi, per carità, appunto, come dicevamo, il fascicolo resta aperto per omicidio volontario. Alex può anche essere stato spinto nella scarpata e sarà fondamentale capire domani cosa i vigili del fuoco potranno trovare. Comunque parliamo di un sopralluogo che viene fatto a 10 giorni esatto di distanza, anzi di più, forse 11 giorni di distanza dai fatti. Esatto, quasi 13-14 giorni, siamo a quasi 2 settimane. Poi l'altro tassello è quello degli esami tossicologici, per questi esami ci vorranno altre settimane, anche questo è un altro elemento che potrebbe in qualche modo indirizzare gli inquirenti, ma anche questo va detto e lo ha ribadito lo stesso Martani, anche se fossero riscontrate delle tracce di ayahuasca piuttosto che di altre sostanze, questo chiaramente non fa propendere per la pista dell'omicidio. Sì, il procuratore diceva che al limite può essere un ulteriore reato come cessazione di sostanze illegali in Italia. Di certo non sarà un elemento chiave per poter dire sì, c'è stato un omicidio, sarà un elemento che magari potrà aiutare, ma come detto lo sapremo tra un paio di mesi molto probabilmente. E in questo caso si ritornerebbe all'ipotesi originaria
ordinaria della morte conseguenza di altro reato, che è tutta un'altra responsabilità. Esattamente, che è quella di partenza, diciamo, quando è stata denunciata la scomparsa di Alex. Insomma, è un vero giallo, mistero dell'estate trevigiana. Possiamo parlare di profondo giallo in questo caso, perché tutti quanti ci aspettavamo qualche notizia, oggi invece no, fondamentalmente. Beh, diciamo che casomai ce lo siamo detti tra di noi, nessuno l'ha detto apertamente, ma sembra quasi un passo indietro rispetto a quanto è stato detto fino ad oggi, a quanto è emerso dalle indagini. In effetti oggi ci si aspettava tutt'altro scenario. Questo ci lascia un po' stupiti, perché dopo tante certezze sul fronte dell'omicidio cominciano ad esserci invece tanti dubbi, anche assolutamente giustificati. Grazie Paolo Calia. Torneremo ovviamente nelle prossime edizioni a occuparci di Alex, direttore, con Nicoletta Rizzetto dall'esterno del Tribunale di Treviso. Per il momento volevo farti una domanda. I due curanderi che sono, mi pare, ancora irreperibili, che hanno raccontato di aver seguito Alex mentre usciva dall'abbazia, poi sono tornati indietro e hanno detto è scomparso, sono ancora introvabili o si sa dove sono finiti? Già, i due curanderi, tu qui apri un fronte sostanzialmente, perché anche su questo non c'è certezza. Noi sappiamo che non sono spariti nel nulla, che gli inquirenti sanno dove si trovano questi due curanderi, probabilmente fuori dall'Italia, però non sappiamo. E abbiamo fatto una domanda specifica, più domande specifiche anche allo stesso procuratore Martani, se siano stati sentiti formalmente o meno. E questo, no. Tu sorridi giustamente, Paolo. Sì, no, sorrido perché fa un po' ridere, cioè una persona viene sentita o non viene sentita. In questo caso, in questa indagine, siamo di fronte a persone che non si sa, se sentite, forse sì, forse no, non si capisce bene. Di certo però una cosa è sicura, non ci sono indagati, non sono persone indagate, non sono persone che hanno l'obbligo di farsi trovare. Chi conduce le indagini è molto tranquillo, perché dice che nel momento in cui la procura decidesse di doverli sentire, sanno esattamente dove andarli a prendere, come raggiungerli, quindi diciamo non vedo grandi preoccupazioni. Infatti sì, sono molto sereni da questo punto di vista, probabilmente siamo più noi che ci poniamo ovviamente l'interrogativo, ma sono stati sentiti, non sono stati sentiti, dove si trovano? Quello che sappiamo di certo, il direttore, è che sono stati i primi quella domenica mattina a levare le ancore, praticamente poco prima che arrivassero i carabinieri, le forze dell'ordine, quindi sicuramente non sono stati sentiti fisicamente domenica mattina, questo lo possiamo dire. Questo mi pare di sì, anche almeno un punto fermo, perché fino a poche ore fa certi dicevano che sono stati sentiti nell'immediatezza dei fatti, quindi già domenica 30, altri che non hanno mai stati sentiti. Il procuratore oggi non ha detto sì o no, però pare che non siano stati sentiti e che comunque non c'erano, sicuramente non c'erano quando sono arrivati i carabinieri chiamati alle prime luci dell'alba di domenica mattina. Questo è un dato appurato, non c'erano quando sono arrivati i carabinieri. Questo è forse uno degli unici punti certi, fissi, direttore, che possiamo mettere in tutta questa vicenda e poi nella consecuzione di eventi che ne è nata. Paolo, grazie davvero. Bene, grazie a voi. Direttore, se non hai altre domande con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea dalla Tribunale di Treviso. Grazie a te, grazie molte al collega del Gazzettino Paolo Calia. Andiamo in pubblicità e poi torniamo subito con altre notizie, state con noi. Riprendiamo con la politica locale, andiamo a Padova, dove sono arrivate improvvise le dimissioni del consigliere comunale Simone Pillitteri. Ha scritto una lettera al sindaco dall'Indonesia dicendo: pensavo che la politica fosse occuparsi del bene comune mentre ci si occupa di interessi di bottega e di poltrone. Vediamo.
Le dimissioni del consigliere della lista Giordani, Simone Pilitteri, hanno suscitato la reazione dei colleghi del Consiglio Comunale di Padova, sia di maggioranza che di opposizione. La minoranza interpreta la scelta di Pilitteri come un chiaro segnale di tempesta all'interno della maggioranza che sostiene il sindaco Giordani. Il gruppo con cui è stato eletto Pilitteri risponde attraverso Bruno Cacciavillani di Azione, capogruppo della lista Giordani dopo il passaggio di Luigi Tarzi al gruppo misto. C'è nessuna maggioranza in bilico, la decisione di Simone Pilitteri è una decisione che sicuramente ha ponderato negli ultimi anni e mezzo. Sappiamo bene che il consigliere Pilitteri si è impegnato e si sta impegnando attivamente in progetti di notevole valore sia umano che mi verrebbe a dire anche etico in Indonesia. Pilitteri da alcuni mesi si è trasferito in Indonesia, ha inviato una lettera di dimissioni al presidente del Consiglio Comunale che è stata letta in occasione della seduta di lunedì. È una decisione che noi rispettiamo sicuramente, penso che ci possano essere anche delle motivazioni politiche che hanno spinto Simone a prendere questa decisione, mi verrebbe a dire di vita, ma prima di tutto c'è sicuramente una decisione umana che lo ha portato a vivere questa esperienza. Nelle motivazioni dell'addio Pilitteri parla di delusione della politica. È un quartiere dove questa amministrazione continua a fare investimenti importanti e continuerà a farli, perché le cose note e già citate come la nuova piazza davanti alla chiesa di San Carlo, il nuovo piazzale Azzurri d'Italia, la riqualificazione dell'ex CONI, quella progettazione dell'edificio ex Configliacchi. Al suo posto subentrerà Elena Alberti, 29enne, tesserata di Azione. Il sindaco Giordani ha espresso dispiacere per la decisione di Pilitteri. Il calvario dei cittadini che sono alle prese con i ritardi nel rilascio di passaporti nuovi o nel rinnovo dei loro passaporti, la Questura di Padova rende noto che ci sono ancora posti disponibili e prenotabili sia nell'agenda ordinaria sia in quella prioritaria nelle date di giovedì 11, venerdì 12 luglio, lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 luglio. Chi volesse anticipare la procedura di rilascio o prenotare un nuovo appuntamento può farlo collegandosi al sito www.passaportionline.poliziadistato.it. Da lunedì prossimo si ferma il tram a Padova, lavori di manutenzione sulla linea per un mese e mezzo e sono stati previsti degli autobus sostitutivi. 45 giorni senza tram, pausa estiva per il mezzo che come di consueto viene sottoposto al periodo di manutenzione programmato d'estate proprio perché l'affluenza dei passeggeri è minore. Da lunedì prossimo fino al 30 agosto verrà sospeso il servizio. Al posto del tram lungo la linea Pontevico d'Arzara e Guizza ci saranno autobus sostitutivi. I lavori quest'anno dureranno un po' di più perché ci saranno interventi anche per sistemare le fermate. Previsto anche un lavoro di sostituzione parziale delle rotaie. Questo intervento sarà concentrato su Riviera Ponti Romani, Riviera Tito Livio e nel tratto compreso tra Prato della Valle e Piazzale Santa Croce. Ad ogni modo il ritorno in funzione del tram è previsto per fine agosto, prima dell'inizio dell'anno scolastico. E torniamo sulla rabbia dei cittadini di Vicenza che risiedono attorno al Villaggio del Sole, un campo abusivo un campo nomadi abusivo che sta procurando a loro detta molti problemi. Vediamo. Al Villaggio del Sole il degrado fisico e sociale dovuto all'accampamento abusivo in via Divisione Acqui aumentano ogni giorno di più. I residenti esasperati assistono e raccontano di scene quotidiane al di fuori di ogni regola di civile convivenza. I commercianti della zona hanno segnalato più volte all'autorità la situazione che si sta progressivamente aggravando. Il piccolo nucleo originario non solo ha occupato stabilmente il parcheggio, ma avrebbe richiamato altri nuovi soggetti dando all'accampamento un carattere stanziale. I cittadini perciò chiedono interventi urgenti, già avviata una petizione. Fanno un po' di tutto, e più è per la sporcizia, le feci, la pipì, non ci sono servizi, si lavano sulla fontanella pubblica dietro la chiesa, cioè spettacolo. Sì, poi sono in tanti, ne vedo tanti, poi c'è sempre gente nuova che arriva qua. E cominciamo pure a preoccuparsi, anche perché sai, senti in giro dire delle cose, a rubare, fare. Mo stamattina ho trovato delle carte, cose per terra, sicuramente avranno rubato qualche portafoglio e hanno buttato tutto qua per terra. Succede che Biocchi si metta
da Stangali che li manda via dai qua, basta, siamo già esauriti tutti quanti ormai, perché sporco di qua, mutande, si lava sui tombini là, sui matti, e lasciano là mutande, qua sporcisce tutto quanto, si chiude tutto quanto e li si manda fuori e chi manda Asiago là. Parlano di settimane e anni che è così. Purtroppo è una situazione che dobbiamo limitare e dobbiamo anche ordinare un pochino, perché noi che siamo un po' più civili dobbiamo anche rispettare le regole, come rispettiamo noi dovrebbero rispettarle un po' tutti. Che non pagano niente e che rubano e che si comportano in maniera indescrivibile. Insomma, ecco una cosa. Vicenza sta diventando veramente una cosa indecente, da andare via, dico solo questo. So che è stata fatta una petizione qua dai ragazzi del villaggio, speriamo bene dai di fare qualcosa di buono. Due notizie dal Corriere del Veneto, una bambina padovana che è stata morsa da una foca in un parco zoo del Sudafrica ed è in terapia contro il rischio di rabbia. E invece Ziggy, il Labrador salvo, dopo 6 chilometri di nuoto in mare, puntava a terra, l'ho lasciato andare e sperato. La storia di una mamma, una madre di 5 figli che è stata sfrattata, ha minacciato di incatenarsi davanti a Villa Querini, sede degli assessorati comunali di Venezia, perché non riesce con la sua famiglia a trovare un alloggio. Non ho il coraggio di darmi fuoco, quindi mi incatenerò al comune domani mattina. Aveva comprato le catene anche ieri sera. E Giulia, studentessa 19enne di Mestre, a raccontare dei propositi della mamma, fortunatamente rasserenata dopo i colloqui avuti con il direttore della coesione sociale di Venezia, Danilo Corrà, e il sostegno della consigliera Francesca Rogliani, intervenuti per la famiglia da anni nelle graduatorie di svariati bandi per una casa popolare, mamma, papà e 5 figli, di cui uno disabile al 100%, famiglia sfrattata dal 2022 da un appartamento di 60 metri quadrati con il contratto ad uso transitorio fino a sabato prossimo 13 luglio. In mattinata, grazie anche a lei, Diana Zancarello di Sinistra Italiana, da sempre vicina a questa famiglia, dopo ore di colloqui e trattative, finalmente la svolta con la promessa del comune. Lui ha promesso che per 2 o 3 mesi la metteranno in qualche posto provvisoriamente e che poi nel frattempo loro vedranno dove trovare un appartamento adeguato per questo nucleo che è da 3 anni che praticamente gira come gli zingari da una parte all'altra perché non ha una casa definitiva. Famiglia da tempo seguita dai servizi sociali per varie vicissitudini, per le quali, nonostante una sentenza del tribunale che scagiona i genitori da presunti addebiti, i 3 figli piccoli sono in affido alla nonna materna. Questione a cui si chiede di rientrare con il ritorno in famiglia da mamma, papà e fratelli dei 3 minorenni, come chiede la sorella Giulia. Assolutamente, perché da quando sono sotto ai servizi sociali all'inizio poteva vederli una volta al mese per 1 ora, mio padre invece non li può vedere da 2 anni e mezzo e adesso li vede una volta a settimana, comunque che non è abbastanza per 1 ora una volta a settimana, no, non è affatto abbastanza. Andiamo a Trieste, dove ci sono problemi dopo lo sgombero dei migranti dai silos in cui hanno trovato riparo negli ultimi mesi. C'è un intervento del prefetto di Trieste, Pietro Signoriello. Una recinzione facilmente valicabile, la mancanza del filo spinato per lunghi tratti, nuove incursioni all'interno e un principio di incendio registrato dalla polizia. Sono solo alcuni fra gli aspetti critici segnalati dal prefetto di Trieste Pietro Signoriello in una mail inviata al presidente di Coop Alleanza, società proprietaria dell'area del Silos, e in copia al sindaco di Trieste Roberto Di Piazza e al direttore di Asugi Antonio Poggiana. Dopo lo sgombero dell'area ordinato dal primo cittadino, infatti,
non tutto sta andando come previsto. L'ordinanza firmata da Di Piazza il 7 giugno chiedeva infatti anche la messa in sicurezza del sito, l'asporto di materiali e rifiuti onde prevenire incendi, fatto che invece è puntualmente accaduto dopo l'ingresso illecito negli spazi del silos da parte di un cittadino ucraino. A ciò si aggiungono le immagini girate questa mattina da Tele4. Dentro la struttura l'accampamento sembra ancora in essere, fra tende, capanne di fortuna e una montagna di immondizia. I panni a stendere poi fanno pensare che in realtà il silos sia ancora frequentato da migranti. Poi c'è l'aspetto della recinzione, definita facilmente valicabile, soprattutto in virtù della struttura a quadrato della rete metallica che facilita chi intende arrampicarsi, e poi ancora i numerosi varchi nella rete di plastica e infine l'assenza del filo spinato in diversi tratti. Insomma, le intrusioni continuano a verificarsi e non risulterebbe nemmeno l'intervento di pulizia previsto. Poi c'è il discorso degli odori definiti nauseanti provenienti dal sito, collegati all'assenza della sanificazione. A distanza di 20 giorni dallo sgombero, la lettera è datata 4 luglio, il prefetto ha dunque chiesto interventi urgenti su tutti i fronti. Stando a quanto appreso, Coop Alleanza starebbe facendo dei sopralluoghi mirati per ottemperare alle richieste, ma sulla vendita del sito, vero elemento decisivo per chiudere i conti col degrado, ancora nessuna novità. Torniamo in Veneto e in particolare a Bassano del Grappa, dove la ciclopedonale a sud del Ponte della Vittoria è ancora chiusa e la gente chiede per quali motivi. Ciclopedonale lungo la parte sud del Ponte Nuovo di Bassano, ma quando finiranno i lavori e sarà riaperta? È la domanda che ci pone un nostro telespettatore e in realtà è la domanda che si pone chiunque da settimane transiti sul Ponte della Vittoria, perché già non si conosce la tipologia dell'intervento in corso, che prevede la chiusura non solo della pista per pedoni e biciclette, ma anche la scalinata che sale da via Macello. In più i lavori iniziati, come si legge dal cartello lo scorso 6 maggio, sono bloccati, fermi, immobili, meglio, non si vede lavorare nessuno, non si capisce cosa succederà. E intanto il ponte, riconsegnato solo da qualche mese alla città dopo la chiusura totale, ricorderete, per permettere il rifacimento della parte superiore della struttura, resta lì non del tutto fruibile. Speriamo che la nuova amministrazione dia il via definitivo alla conclusione delle opere e alla riapertura completa del Ponte della Vittoria. Inizio di Vanessa Banzatto, andiamo a Marostica dove si sta tentando di rimediare ai danni provocati dalle frane, in particolare ci sono lavori in corso a Crosara, dove è stato abbattuto un garage per permettere il passaggio di apparecchiature e mezzi verso l'area in cui ci sono stati dissesti idrogeologici. Vediamo. Finché il tempo regge, i cantieri corrono spediti a Crosara di Marostica, dove i nubifragi degli ultimi mesi hanno messo in movimento frane grandi e piccole. Nel territorio comunale sono oltre 50 i fronti franosi che l'amministrazione di Matteo Mozzo deve fronteggiare. Alcuni riguardano zone impervie e non interessano case o aree coltivate, ma molte frane sono a ridosso delle abitazioni o addirittura, come nel caso di Crosara, sono proprio a 2 passi dal paese. Per poter entrare nell'alveo di un corso d'acqua che scorre dietro l'abitato della frazione a mezza costa sulla strada per l'altopiano, il comune ha dovuto avviare la demolizione di un garage per fare spazio alle macchine operatrici di grandi dimensioni. Il manufatto è stato abbattuto nelle scorse ore e adesso serviranno mezzi imponenti per rimettere a nuovo quel che la violenza degli agenti atmosferici ha devastato. Proprio a Crosara alcune persone sono state sfollate durante una delle tante ondate di maltempo e la Protezione Civile ha sempre pronta la piazzetta del centro abitato per poter installare il centro operativo. Nel frattempo il municipio deve fare i conti con le spese da sostenere, dato che solo nell'area di San Luca i costi per la sistemazione delle frane e del viadotto superano i 5 milioni di euro. E continuano lungo la strada statale 47 Valsugana i lavori di sostituzione del guardrail metallico, ovviamente con immancabili disagi. Disagi lungo l'SS 47 Valsugana dopo che ANAS ha dato il via ai lavori di sostituzione del guardrail centrale in acciaio tra i 2 sensi di marcia con uno in calcestruzzo. Per questo è prevista la chiusura delle 2 corsie di sorpasso in entrambe le direzioni, lasciando quindi una sola corsia verso nord e una verso sud. A oggi è interessato un tratto di statale di 10 km da Primolano a San Marino, con rallentamenti inevitabili che si stanno registrando soprattutto nel fine settimana, ma anche nelle aree di
uscita e accesso a Feltre. Si tratta d'altro canto di un'operazione necessaria per garantire maggior sicurezza agli automobilisti in transito, vista la pericolosità della struttura in acciaio dopo i numerosi episodi di cronaca riportati nel corso degli anni, con incidenti stradali anche con esito mortale causati proprio dalla tipologia della barriera di sicurezza presente. Il manufatto in calcestruzzo, oltre a essere più sicuro, sarà anche più snello, permettendo quindi un allargamento delle carreggiate. I lavori, fa sapere il sindaco Luca Ferrazzoli, si protrarranno per diversi mesi. ANAS provvederà a sostituire tutti i guardrail in acciaio nell'intera tratta veneta dell'SS 47 Valsugana. Già che ci siamo, chiudiamo questa carrellata sui lavori in corso a Tezze sul Brenta, dove si sta sistemando la piazza della Vittoria. Il cantiere in piazza della Vittoria lungo la provinciale 56 era già previsto da qualche mese, ma è stato rinviato al periodo delle vacanze scolastiche. L'intervento mette mano profondamente e non in senso figurato al tratto di strada tra municipio e chiesa parrocchiale di Tezze. L'importo dei lavori per questo tratto di rifacimento 150.000 euro circa, e viene tolto tutto il porfido perché creava problemi al transito soprattutto per i mezzi pesanti. Verrà fatta una massicciata sottostante con un'asfaltatura e degli elementi decorativi sia centrali sia per gli attraversamenti pedonali, per dare un po' di immagine insomma a questa che è la parte centrale, il cuore di Tezze sul Brenta. Per chi deve arrivare a Tezze o anche solo attraversarla sono segnalate già chilometri prima le deviazioni su percorsi alternativi, così come il fatto che le attività commerciali siano in ogni caso raggiungibili. I disagi purtroppo anche per le attività economiche ci sono e ci saranno. Il tempo stimato per l'esecuzione dei lavori è di circa 20 giorni, sono iniziati la settimana scorsa, ci auguriamo che le condizioni meteorologiche ci consentano anche di anticipare la fine dei lavori. L'impresa è sollecitata a fare il più presto possibile. Bene, con Simone Merlo e Mattia Pizzai andiamo in pubblicità e torniamo subito. C'è una rivolta dei sindaci contro i tagli alle amministrazioni comunali decisi dal governo. Sentiamo il presidente dell'ANCI del Veneto e il sindaco di Treviso, Mario Conte. Ai bilanci in sofferenza dei comuni italiani si aggiunge ora l'ulteriore mannaia dei tagli previsti dalla legge di bilancio, che per il Veneto significano 85 milioni di euro in 5 anni. Dal governo assicurano che non saranno tagliati gli aiuti al sociale come gli asili nido, ma la preoccupazione tra gli amministratori resta altissima. La Regione Veneto e i comuni veneti, io ne rappresento 560, sono da sempre stati virtuosi, attenti e molto sensibili sul tema del risparmio, e quindi chiedere un ulteriore sacrificio a questi comuni significa mettere a rischio i servizi essenziali. Dobbiamo trovare una soluzione, perché tra l'altro una regione virtuosa come il Veneto, che ha saputo ben investire i fondi del PNRR, in futuro avrà bisogno di maggiore spesa corrente, quindi non di tagli. E la richiesta che faremo è quella di investire in queste regioni che si sono dimostrate virtuose, perché potranno diventare un traino per tutto il Paese. Conte ha ribadito che il dialogo con il ministro Giorgetti resta aperto e proficuo, ma i sindaci veneti da più parti si stanno facendo sentire. A cominciare da Sergio Giordani, sindaco di Padova, che chiama beffa il taglio a quei comuni che meglio hanno saputo intercettare i fondi PNRR. Per finire a Damiano Tommasi di Verona, che evidenzia il paradosso tra un governo che propugna l'autonomia, ma che con l'altra mano taglia i comuni. Non va giù leggero nemmeno il sindaco leghista di Bassano, Nicola Finco, neoeletto. Certamente vanno a pesare soprattutto su quei servizi fondamentali per i cittadini, quindi ai bisogni quotidiani, pensiamo all'assistenza agli anziani, pensiamo agli asili, alle scuole, insomma servizi fondamentali dove ovviamente i comuni hanno un ruolo di rilievo e di primo ordine. Quindi su questo noi ci faremo sentire sia come sindaci del territorio, ma anche attraverso il nostro presidente di ANCI Veneto, il sindaco Conte, perché pretendiamo rispetto, perché alla fine siamo quelli che quotidianamente sono sul campo, che devono dare risposte concrete, quindi il governo ci deve ascoltare.
Ormai è diventata una consuetudine di tagliare soldi e risorse ai comuni. Io stavo guardando i bilanci in questi giorni rispetto a 10 anni fa, cioè i tagli veramente sono una cosa impressionante e purtroppo ovviamente i bisogni aumentano perché la popolazione invecchia, le famiglie hanno bisogno di assistenza e di sostegno, però le risorse sono sempre meno. Quindi capisco che quando ovviamente ci sono i periodi di magra bisogna tagliare, ma ogni tanto bisognerebbe pensare a tagliare qualcosa anche a livello statale e non solamente nelle periferie. Il nuovo sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco. Vediamo il debutto mondiale a Venezia per lo spettacolo teatrale acrobatico TTZ a Venetian Dream al Goldoni dal prossimo 18 luglio per 52 recite fino al prossimo 13 ottobre. Le dame del Settecento con un Casanova che le insegue nel cerchio sospeso. Le maschere più famose d'Italia, con Arlecchino e costumi di ispirazione del Tiepolo, con i suoi Pulcinella. E ancora turisti e bagnanti in un lido un po' retrò, con il delfino che tra cielo e acqua vola sopra il pubblico. Signore e signori, benvenuti al TTZ e Venetian Dream. Tu sei un sogno veneziano, spettacolo teatrale acrobatico, anzi di più, una gioia per gli occhi, l'anima e il cuore, in un viaggio di alto prestigio per il teatro stabile per Venezia. Il debutto il prossimo 18 luglio al Goldoni. Il primo spettacolo stanziale nato e creato qui al Teatro Goldoni che piaccia e che esportiamo poi dopo 52 recite qui ad ottobre, che andrà in giro per tutta Italia e anche l'Europa e che poi ritornerà la prossima estate qui a Venezia. Opera scritta e diretta da Daniele Finzi-Pasca, racconta di tante Venezie in modo delicato, gentile, raffinato e fortemente ironico, grazie anche all'esuberante e affascinante Sirena Volante. Una sirena che però vola nell'aria, quindi rovesciamo un poco tutto. Bisogna immaginarsi di essere in un qualche modo dentro nel mondo che proprio qui a Venezia prese nel Settecento, proprio dilagò, che era proprio la passione per l'artificio, il teatro che doveva ogni volta sorprendere il pubblico, attrarlo. Tra sorprese e gioco lo spettacolo andrà in scena da giovedì a domenica per 52 recite fino al prossimo 13 ottobre, con protagoniste anche l'orchestra di Padova e del Veneto e il coro Città di Piazzola sul Brenta. Ci sono musicisti, compositori della storia di Venezia agli quali mi sono ispirata, ma quasi più a una certa sonorità di Venezia. E a proposito di acrobati, vediamo l'impresa purtroppo non riuscita del funambolo estone Jan Roos, che ha tentato di attraversare lo stretto di Messina su una fettuccia di 2 centimetri. Guardate queste immagini. Ma non è il record. Jan Roos, l'atleta estone del team Red Bull, è riuscito ad attraversare lo stretto di Messina su una slackline di soli 1,9 cm di larghezza, sospesa a 200 metri sul livello del mare, camminando per 3,6 km. Eppure, sebbene questo sia il record della più lunga camminata sul filo di sempre, la sua impresa non potrà essere registrata nel Guinness dei primati a causa di una caduta a pochi metri dalla fine. La Messina Crossing, come è stata denominata, è stata una sfida da brividi, portata a termine pur con una caduta dall'atleta estone. Partito alle ore 8:30 di questa mattina, quando Roos è salito sul pilone di Santa Trada a Villa San Giovanni sul versante calabrese, avviandosi da un'altezza di 265 metri per poi cominciare a sistemare i ganci che lo avrebbero tenuto in equilibrio e assicurarsi della precisione dell'assetto utile per portare a termine la sfida. Circa 15 minuti dopo, l'atleta estone si è alzato in piedi sulla slackline e ha iniziato la sua traversata, raggiungendo il primo chilometro intorno alle 9:30, dopo 45 minuti esatti dalla partenza. Allo scoccare delle 2 ore invece Jan Roos aveva percorso 2500 metri. Quella che era già la più lunga camminata sul filo della storia è stata però macchiata, come dicevamo, da una caduta a pochi metri dalla fine che gli impedirà di far iscrivere la sua impresa nel Guinness dei primati. L'atleta estone ha concluso la traversata con l'arrivo in Sicilia dopo oltre 3,5 km, esattamente a Torre Faro nei pressi di Messina, ad un'altezza di 230 metri. Roos, senza la caduta, avrebbe stabilito il nuovo record mondiale di slackline, migliorando il precedente primato di quasi 1 chilometro.
Incredibile, incredibile. Ce l'ha fatta, salvo questa caduta a 80 metri dal traguardo, ma poi ovviamente è arrivato fino a concludere questo incredibile percorso. Come vi diceva Mirko Cavallin da Bassano del Grappa, proseguono le celebrazioni per il centenario della sezione Monte Ortigara, del gruppo Alpini Asiago e del gruppo Alpini Gallio, fondati nel 24. Sabato 13 saremo in diretta su Rete Veneta dalle 8:45 per raccontare questo evento con lo sfilamento e l'inaugurazione del monumento centenario della sezione presso i giardini Max Longhini. La cerimonia alla presenza del Labaro Nazionale sarà accompagnata dalla banda musicale di Cesuna. Interviste e immagini con i nostri inviati per tutta la mattinata e ascolti record assicurati, come sempre quando Rete Veneta e le reti di Media Nord-Est seguono le penne nere. Grazie per aver scelto Focus TG, grazie a Mattia Pizzai e a Simone Merlo in regia. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata.